Uno scudo per la cultura, uno scudo per proteggere il proprio patrimonio artistico e la propria memoria storica. Nervesa della Battaglia è all'avanguardia nella campagna della Croce Rossa Italiana e dell'ANCI, che proprio con la posizione di questo scudo bianco e blu mette un punto fermo a tutela dei tesori architettonici. Noi siamo riusciti ad averne due, proteggere quindi la sede municipale e anche l'abbazia di Sant'Eustachio, che è un altro sito che ci dà grande orgoglio, quindi insomma siamo molto felici di questo risultato. Lo scudo blu è un emblema riconosciuto a livello internazionale, nato dalla Convenzione dell'Aia, firmata il 14 maggio del 1954 da 37 nazioni, tra cui l'Italia. Si volevano predisporre in tempo di pace le azioni necessarie a prevenire i rischi legati ai conflitti armati a tutela dei beni culturali. Per noi è la protezione dei diritti umani, è il rispetto delle regole durante i conflitti armati e soprattutto si interseca perfettamente dentro quello che è il nostro diritto internazionale. Nel momento in cui questo scudo è stato affisso, in caso che non succeda mai, ma in caso di conflitto armato o in caso di rappresaglia, la distruzione di questo bene che è stato scudato oggi sarebbe una violazione del diritto internazionale, quindi di competenza della Corte Penale Internazionale. La Convenzione dell'Aia nacque sulla scia della distruzione provocata dal secondo conflitto mondiale, una distruzione che a Nervesa si era già consumata verso la fine della Grande Guerra, quando il paese fu letteralmente travolto dalla cosiddetta battaglia del solstizio. Tra il 15 e il 24 giugno 1918 quasi 2 milioni di uomini combatterono lungo il Piave su una linea del fronte di oltre 100 chilometri. La guerra la battaglia del solstizio in modo particolare aveva distrutto più del 90-96% mi pare di tutto quello che c'era, quindi è chiaro che poter proteggere quello che con fatica è stato ricostruito per noi è un importante traguardo. Raso al suolo nel 1918, Palazzo Volpato Panigai, il municipio di Nervesa, fu ricostruito e inaugurato nel 23, ma il suo aspetto attuale è frutto di una ristrutturazione di fine anni 90 dell'architetto Toni Follina. Ciò che resta dell'abbazia di Sant'Eustachio dell'undicesimo secolo testimonia invece con drammatica vividezza la morte e la distruzione che si vissero qui nel 18. È importante proteggere quella che è la cultura, quella che sono le nostre radici che poi lasceremo insomma ai nostri ragazzi e alle giovani generazioni. La Convenzione dell'Aia e i suoi scudi per la cultura non sono stati particolarmente applicati in Italia. Anni fa però l'assessore alla cultura di Nervesa, Matteo Bernardel, ha visto uno scudo su un'ex abbazia del 1500 in Carinzia. Mi sono ovviamente documentato, ho capito che era una tutela di beni culturali a livello internazionale, ho capito che era gestito dalla Croce Rossa Internazionale e quindi ho contattato la Croce Rossa di Treviso e da lì con il presidente Simona Cardarelli siamo partiti